40 affiliati di mafia finiti in carcere all'alba di oggi nell'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Catania. Disarticolate due organizzazioni criminali locali legate con la famiglia catanese di Cosa Nostra, De Santa Paola e Ercolano. I boss si avvalevano di imprenditori conniventi e organizzavano truffe all'INPS per percepire l'indennità di disoccupazione. Il blitz è scattato all'alba simultaneamente nelle province di Catania, Siracusa, Cosenza e Bologna. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi e truffe ai danni dell'INPS. Tra i personaggi di spessore criminale, Santo Alleruzzo, che nonostante fosse condannato all'ergastolo per duplice omicidio, mafia e traffico di droga e detenuto nel carcere di Rossano a Cosenza, approfittava dei permessi premio per ritornare a Paternò, suo paese d'origine, nel quale durante i summit mafiosi continuava a impartire ordini e direttive per la gestione degli affari del clan.